Partita la gara. Si mette in evidenza un giovane del Treviso Atletica. Vediamo. Forse Leonardo Buso, forse. Ma... Però tra poco avremo i primi numeri che ci daranno gli amici della Protezione Civile. Lungo il rettilineo della partenza, poi svolteranno a sinistra per immettersi nella zona del giro medio. Shape the liquid wax, fill it out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. Leonardo Buso ha preso già un certo margine di vantaggio, anzi un notevole margine di vantaggio, dato che abbiamo percorso solo circa 350 metri di gara, 400 metri. Leonardo Buso davanti al numero 46, si tratta di Gabriele Salvagno. Leonardo Buso del Treviso Atletica, poi Gabriele Salvagno del CUS Padova, e poi con il numero 15 in terza posizione è dato Stefano Santomaso del gruppo sportivo Astra, ma alle spalle del battistrada la situazione è ancora abbastanza in evoluzione, mentre sembra poter ancora tenere la testa, anche se mi sembra che il suo vantaggio non stia più aumentando. Allora sempre Buso davanti a Prenol, Giacomo Prenol, e poi col numero 83 c'è in terza posizione Thomas Deste del Coin. Si fa in più intraprendente l'azione intanto del numero 70, si tratta di Giacomo Prenol della Montello Runners Club, che ora sembra in grado di riagganciare il battistrada, ma ci sono altri concorrenti che stanno mettendo in evidenza in questo finale. Sempre Buso davanti a Prenol, ma c'è anche il numero 15 nel gruppo di testa, nel gruppo di testa. Si tratta numero 15 Stefano Santomaso. Siamo alle ultime battute, lotta tra Buso e Prenol. Prenol che va a insidiare, forse. Poi c'era anche il numero 73 Danieli, quindi lotta probabilmente e vittoria di Leonardo Buso davanti a Giacomo Prenol, ma vedremo cosa decideranno i giudici, perché l'arrivo è stato molto contrastato. Lungo serpentone con un numero impressionante di ragazzi che arrivano contemporaneamente
vengono comunque registrati dal sistema elettronico messo in atto dal TDS, del gruppo TDS. Nel frattempo si stanno preparando le concorrenti della categoria cadette. Categoria cadette in cui sono annunciate alla partenza quasi 200 concorrenti, quindi anche qui un gruppo foltissimo. Categoria cadette che dovranno percorrere 1500 metri, quindi probabilmente la parte, diciamo, sud del percorso poi si rimetteranno di nuovo nel percorso principale per andare ad affrontare il giro medio di 1 chilometro.